Oggi siamo a Scalea per visitare un'associazione molto importante che ha a che fare con i bambini, tanti bambini. Ce ne parla Angelo Serio. Buongiorno Angelo. Buongiorno. Grazie per essere con noi, naturalmente. Allora, l'associazione Gianfrancesco Serio. Chi era Gianfrancesco Serio? Chi è? Cosa ha fatto? Sì, non a caso l'associazione si occupa di bambini e di ragazzi, perché Gianfrancesco, che era mio fratello, era un ragazzo che a 14 anni ha perso la vita falciato da una motocicletta. L'associazione nasce nel suo nome, nella sua memoria, per dare opportunità ai bambini e ai ragazzi che spesso rischiano di sprecare la propria vita. Quasi mai per colpa loro, mai per colpa loro, ma per colpa di contesti difficili, per colpa spesso di situazioni di povertà educativa, di scarse opportunità che offre il territorio in prospettiva di crescita formativa. Quindi la mission dell'associazione è di coltivare e promuovere la cultura della pace e della non violenza, la cittadinanza attiva, la formazione alla cittadinanza a 360 gradi, e anche di supportare la scuola in questa missione, che è una missione che appartiene anche alla scuola, ma che spesso le scuole non riescono a portare avanti, visto che devono comunque portare avanti dei programmi disciplinari. Quindi noi interveniamo ad integrare l'offerta formativa scolastica. Ecco, adesso noi ci troviamo per l'appunto in una scuola in questo momento. Perché? Perché quest'anno noi a Scalea gestiamo il Punto Luce, finanziato da Save the Children, che è un centro socio-educativo per il contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica. E a Scalea, come anche a Praia a Mare, opera anche il progetto Scatti, finanziato dall'impresa sociale con i bambini, con il Fondo contro la povertà educativa. Normalmente il centro estivo lo facciamo fra Punto Luce e Mare. Quest'anno, visto quello che era successo, visto che i bambini mancano da scuola dai primi di marzo, abbiamo pensato di organizzarlo qui. Questa scuola ha un grande giardino che si presta, abbiamo montato delle isole didattiche, abbiamo 12 postazioni, 12 isole didattiche con il giusto distanziamento, con tutte le normative, ma abbiamo pensato di far rivivere i bambini la scuola in qualche modo e loro sono molto contenti di farlo. La collaborazione della scuola è stata assolutamente aperta. Sia il dirigente che i docenti sono stati ben contenti di riaprire la scuola ai bambini. Il comune collabora con noi, mette a disposizione uno scuolabus che porta i bambini e abbiamo un centinaio di iscritti qui a Scalea, divisi in microgruppi di 7 per quanto riguarda i bambini e di 10 per quanto riguarda gli adolescenti e divisi in turni fra mattina e pomeriggio. Quindi 100 bambini, di che età stiamo parlando? Stiamo parlando dai 6 ai 16 anni per quanto riguarda il Punto Luce, i bambini scatti sono dai 6 ai 14 anni. Quindi, Ecco, noi adesso ci troviamo in questo salone che è un po' il vostro punto operativo, diciamo così. sì, questa è la palestrina della scuola, abbiamo palestrina e palestra. Nella palestrina abbiamo allestito questo magazzino perché ogni giorno dobbiamo smontare tutto dai gazebo perché sennò la mattina dopo difficilmente ci troviamo qualcosa. Ecco, spieghiamo bene questa cosa perché questo è un problema anche delle nostre terre. Voi avete queste attività sui lidi, sulla spiaggia, però siete costretti a rimontare ogni mattina perché sennò ve le portano via queste cose. Lasciamo i gazebo ben ancorati, ma togliamo tutto. Abbiamo per fortuna avuto delle donazioni tramite Save the Children e altre attrezzature che abbiamo acquistato con il progetto Scatti. Abbiamo tavoli da campeggio, sedie pieghevoli. Togliamo tutto ogni sera e la mattina rimettiamo tutto perché abbiamo avuto anche, insomma, abbiamo appurato che abbiamo avuto delle visite, abbiamo trovato una ringhiera di velta, insomma, quindi sono Che stati... brutta questa cosa però, Sì. peccato. E voi Ancora- avete anche subito un danno serio. E più che noi bambini, perché c'è stato un incendio doloso al comune di Santa Domenica Talao che fa parte del comprensivo di Scalea, il plesso collegato al comprensivo di Scalea, che ha subito questo rogo, ha bruciato 3 mezzi comunali, fra cui lo scuolabus che avrebbe portato i bambini per partecipare al progetto Scatti. È un peccato, però insomma sono purtroppo cose che accadono alle nostre latitudini, non solo alle nostre latitudini, però da noi forse si sente un po' di più quando c'è un danno di questo tipo, proprio perché non abbiamo una grandezza, una larghezza insomma di strutture. Senti, allora cosa fanno questi bambini che arrivano qui nel vostro centro? Allora, questi bambini intanto non solo qui perché il progetto
progetto Scatti riguarda anche l'Istituto Comprensivo di Praia a Mare con i pressi di San Nicolarcello e d'Aieta, quindi anche là noi abbiamo i turni giornalieri. Quindi un po' su tutto questo litorale, diciamo Sì, così. anche Scatti sono un altro centinaio, più di 100 bambini che partecipano fra i vari plessi, quindi sono tutti divisi in turni, sono tantissimi operatori e tantissimi volontari ovviamente impegnati. Tutti i bambini fanno attività sia ludico-formative, sia di potenziamento didattico, soprattutto per i bisogni educativi speciali, chi con la didattica a distanza era rimasto ancora più indietro di quanto già non lo fosse prima. Quindi cerchiamo, ecco adesso quello che abbiamo qua sul tavolo è l'attività che stanno facendo in questo momento, per esempio utilizzare la favola di Pinocchio per fare lettura e scrittura creativa, per fare educazione alla cittadinanza, collegare i diritti, per esempio riconoscere i diritti nella favola, per esempio loro hanno riconosciuto, proprio ieri hanno fatto un laboratorio, il diritto alla protezione, il diritto all'istruzione, il diritto ad avere una famiglia che ti tuteli e ti supporti. In tutto ciò inseriamo ovviamente il puro divertimento che ci deve essere. Perché Per i bambini certamente sì. È uno dei loro diritti riconosciuti dalla Convenzione ONU, quindi il diritto al gioco, Ricordiamolo. quindi li portiamo al mare. Abbiamo la grandissima disponibilità a Scalea, abbiamo 9 lidi, a Praia 6 lidi che ci ospitano gratuitamente, quindi abbiamo l'opportunità di portarli. È tutto un ambaradan di turni perché, come sai, con le normative anti-Covid dobbiamo fare i microgruppi, quindi è un continuo andirivieni dal mare, o delle turnazioni. Qui abbiamo lavorato un mese per venirne a capo, ma ce l'abbiamo fatta. Siamo anche contenti di un'altra cosa. Non era scontato che i bambini partecipassero al centro estivo così massicciamente. Siamo a 200 fra i due progetti. Non era scontato che le famiglie si fidassero. Abbiamo spiegato loro, abbiamo dato un vademecum, abbiamo spiegato tutto quello che viene fatto, abbiamo il supporto della Croce Rossa che ogni mattina ci fa il triage, viene misurata la temperatura, viene data la mascherina nuova ogni mattina ai bambini da noi, ci sono in ogni postazione disinfettanti per le mani, prima di ogni attività si disinfettano le mani, quindi tutto questo è stato spiegato alle famiglie. Lo scuolabus fa più giri perché viene riempito per metà. Certo, Prima per di salire mantenere le distanze. prima di salire sullo scuolabus c'è una nostra operatrice che misura la temperatura, quindi le famiglie sanno tutto questo, ma non era scontato che si fidassero e siamo davvero contenti della stima, della fiducia delle famiglie. Insomma, posso dire un po' che per quello che ho capito voi create un po' il cittadino del domani, anche facendogli vedere che ci sono delle possibilità, insomma, di solidarietà che altrove non si trovano invece. Sì, l'idea è questa, l'idea è quella di formare cittadini, ma neanche del domani, cittadini del presente, Ecco, perché uno degli articoli della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sui quali battiamo di più è l'articolo 12, che dice che i bambini hanno diritto non solo ad esprimere la loro opinione, ma hanno diritto a che la loro opinione sia presa in seria considerazione dalle istituzioni, che siano istituzioni politiche, che siano le scuole. Quindi noi li educhiamo ad esprimere. È venuto qualche giorno fa il commissario di Scalea a salutarli. Quando gli ha chiesto che cosa volevano dirgli, i bambini hanno subito parlato di problemi che ci sono sul territorio. Bambini piccoli, cioè cerchiamo di educarli già allo spirito critico, ma non lo spirito critico di denuncia sterile, lo spirito critico che sappia dare delle proposte. Costruttivo. Ecco. Cioè voi, il vostro punto di vista di bambini deve essere preso in considerazione perché vedete cose che noi non vediamo. Magari noi non ci accorgiamo se mancano spazi per i giochi, se mancano campetti, loro sì, perché lo vivono sulla loro pelle. Ecco, abituarli a fare anche delle rimostranze, no? Anche verso di noi. No? Noi li continuamente chiediamo a loro delle restituzioni su quello che facciamo. Come vi siete trovati? Vi è piaciuto questo laboratorio? Che cosa vorreste cambiare? Ecco, educarli a questo secondo me è sicuramente un investimento importante sulla società di domani. Senti, voi avete anche qualche bambino speciale, cosiddetto, che ha bisogno di attenzione particolare? Sì, abbiamo sicuramente tanti bisogni educativi speciali, ma la cosa bella è che questo centro, il Punto Luce, come anche il progetto Scatti, non sono dei ghetti. Non partecipano solo i bambini con bisogni educativi speciali o con contesti familiari difficili, è aperto a tutti. Tutto quello che noi facciamo è gratuito ed è gratuito sia per chi non può permettersi di pagare, sia per chi può permettersi di pagare. Spesso ci sono famiglie benestanti che ci dicono ma dobbiamo pagare, vogliamo dare qualcosa.
No, perché l'idea è quella di includere, di fare inclusione, quindi per noi è una fortuna e un privilegio che il bambino benestante partecipi al nostro centro. Quindi pagheremmo quasi noi per farlo partecipare, perché diventa importante in termini di aggregazione e di inclusione. E quindi questo diventa anche uno uniformare, insomma, questi giovani, diventeranno giovanissimi tra un po', insomma, quindi uniformarli, quindi è una vita uguale per tutti, anche al di là del denaro. Mi sembra una bella idea. Senta, ma come vi finanziate però allora? Allora, noi per quanto riguarda il punto luce è finanziato da Save the Children al 100%. Ovviamente ci mettiamo del nostro sempre, perché c'è sempre qualcosa in più da fare, una cosa che si rompe, un'attività, una gita non prevista, e facciamo noi raccolta fondi e raccogliamo soprattutto il 5 per 1000. Per quanto riguarda il progetto Scatti, è un progetto finanziato dal Fondo contro la povertà educativa dell'impresa sociale con i bambini, ma anche un altro progetto di cui oggi non parliamo perché in questo momento è fermo, che si chiama Crescere in Calabria, che è un altro fondo sempre di con i bambini per il bando adolescenza, che cofinanziamo noi al 15% per Scatti e al 12% per il bando adolescenza Crescere in Calabria. Come facciamo è una scommessa ogni anno, cioè raccogliere abbastanza fondi per cofinanziare questi progetti. Fortunatamente avere dei donatori privati ci dà anche, guarda, libertà. Ci dà la libertà di non dover dipendere da finanziamenti regionali, comunali, ecco, di poter essere davvero anche liberi nel fare advocacy, nel fare pressione sulle istituzioni quando è il caso di farlo, perché a noi non ci danno niente. Quindi... Ecco, questa sarebbe stata la domanda che segue, insomma, qual è il rapporto con le istituzioni locali per l'appunto? È un rapporto trasparente, proprio forse grazie a questa assenza di finanziamenti, di cui siamo orgogliosi, finché ce la facciamo. Insomma, comunque farebbero comodo, insomma. Farebbero comodo sempre, è chiaro, no? Però ci sono delle forme di collaborazione che vanno al di là del finanziamento. Per esempio, ho fatto l'esempio dello scuolabus, no? Lo scuolabus comunale messo a disposizione per i bambini che partecipano. È ovvio che è normale che il comune lo faccia, perché se 100 bambini di Scalea hanno un centro estivo gratuito, è ovvio che il comune mette a disposizione uno scuolabus per portarceli, no? Ma non è scontato, no? Quindi il rapporto con le istituzioni è di continua comunicazione. Noi con i servizi sociali lavoriamo tantissimo, in uno scambio continuo di segnalazioni, di bisogni. Durante l'emergenza Covid noi, grazie ai fondi Save the Children, il governo ci ha messo un mese per attivare i buoni alimentari. Noi il 15 marzo già avevamo i buoni spesa disponibili, perché immediatamente siamo attivati nell'emergenza, perché conosciamo le nostre famiglie. Abbiamo seguito durante l'emergenza 58 nuclei fragili, cioè 58 famiglie che vivevano con quello che guadagnavano nella giornata, con lavori in nero, con lavori, quindi immediatamente sono andati in difficoltà, non c'è voluto un mese, non avevano soldi da parte. Certo. Cioè famiglie che fanno la spesa con quello che guadagnano quel giorno, quindi immediatamente ci siamo attivati, sia con la collaborazione col banco alimentare, ci siamo scambiati anche con le parrocchie le informazioni utili. Tu a quello stai dando questo, io posso dare la bombola per esempio, no? Abbiamo scoperto anche situazioni che non conoscevamo fino in fondo. Quindi la segnalazione ai servizi sociali, lo scambio di informazioni, l'integrazione degli interventi, per cui anche quando il Comune è partito con i buoni alimentari del governo, i buoni alimentari coprivano soltanto le spese alimentari. Certo. Il governo non si è posto un problema che chi mangia va anche in bagno, ha bisogno della carta igienica, ha bisogno di lavare, ha bisogno di detersivi, ha bisogno di pannolini per i bambini. Allora noi abbiamo fatto una scelta in quel momento di, siccome noi concordiamo, a differenza dei comuni che danno i buoni alimentari, stop, noi con le famiglie che abbiamo aiutato abbiamo concordato un patto educativo, per cui intanto concordavamo la lista della spesa, in cui per esempio ci stavano i cioccolatini, perché un bambino ha diritto anche, non è un di più il cioccolatino, la Nutella, ma non ci stavano per esempio le lamette. Il papà si farà crescere la barba, la mamma non si depilerà, non è un bene primario, no? In più il patto educativo prevedeva, ok, noi ti diamo il buono spesa, ma tu ti impegni a svegliare tuo figlio adolescente che magari passa la notte ai videogiochi e la mattina dorme, ti impegni a svegliarlo, a farlo partecipare alla didattica a distanza. Abbiamo dato i tablet, prima ancora che arrivassero i tablet della scuola, noi avevamo già dato oltre 40 tablet fra
quelli che ci hanno mandato Save the Children e tutti quelli che avevamo noi disponibili anche personalmente. Abbiamo girato per le famiglie a portare i tablet per farli partecipare, chiamando le mamme e i papà dicendo: perché la maestra mi dice che tuo figlio non sta partecipando? Hai problemi di giga? Va bene, ti risolviamo il problema. Quindi il buono spesa era l'aggancio per un patto educativo con la famiglia e per un monitoraggio costante. Cosa che invece i comuni hanno fatto in maniera per esempio burocratica. Ecco, io quando una critica va fatta io non ho problemi a farla, perché è un modo di agire molto amministrativo e poco tematico. Cioè, giovedì dalle 9 all'1 si consegnano i buoni spesa. Ecco il buono spesa, ciao, arrivederci. No. Coscienza a posto e si va avanti. Aggancia la famiglia, capisci che capisci ci sono Voi avete problemi. risolto, diciamo, dei problemi puntuali, ecco, quindi caso per caso. Assolutamente caso per caso, con monitoraggio costante. Bambini che anche oggi stanno partecipando, noi comunque li monitoriamo, cerchiamo di capire, stanno lavorando, i genitori non stanno lavorando perché moltissimi sono andati in crisi. Senti, ma a proposito dei bambini, quindi torniamo al discorso originario, mi è piaciuta molto questa parte, però parliamo dei bambini. Cosa vi chiedono? Ecco, quando arrivano qua, incontrano i coetanei, ecco, quindi giocano, anche apprendono, come abbiamo capito, cosa vi chiedono poi? Quali sono le loro esigenze? Allora, noi coprogettiamo insieme a loro le attività. Quindi loro chiedono, ogni linea di attività, ogni linea laboratoriale viene concordata insieme a loro, in qualche modo, no? Perché se le educhiamo alla partecipazione non possiamo poi smentire noi stessi, no? Quindi loro spesso, per esempio adesso hanno chiesto di rifare loro un labirinto che c'era, dove c'era un gioco, un piccolo labirinto, l'hanno riprogettato loro, facendo anche geometria applicata, ecco. E adesso lo stiamo ricostruendo su una loro idea. Adesso hanno lanciato un'idea ai più piccoli di adottare ognuno di loro una piantina e di curarla. Spesso intervengono con delle proposte anche sulla modifica della calendarizzazione delle attività, sull'uso della palestra a turno. Hanno chiesto per esempio di poter fare delle attività tutti insieme, loro hanno bisogno di stare insieme. Dopo mesi di segregazione, che è una parola bruttissima. Ma c'è stata. E abbiamo trovato il modo, abbiamo una palestra enorme, grazie a Dio, da poter utilizzare, quindi abbiamo messo a terra dei distanziatori, si può stare in palestra, non vi potete abbracciare, non possiamo fare giochi per cui vi potete toccare, potete giocare col pallone, tanto noi lo sanifichiamo, ogni fine turno viene sanificato tutto, le pennarelle, viene tutto steso per terra, vaporizzato, sanificato, quindi non vi potete toccare, il bagno a mare va bene, ci sta, ma dovete rispettare delle regole. Quelle regole sono state costruite insieme a loro, in modo che abbiamo cercato di fargliele assimilare il più possibile, abbiamo cercato di fargliele capire ragionando sul diritto alla salute, sul diritto alla vita, cioè che quelle regole non sono imposte, ma sono regole per tutelarli, no? E quindi quello che loro chiedono è questo, dire la loro. Beh, è importante, questa è una vera palestra di vita in qualche modo. Quindi. È una palestra di cittadinanza, sì. Non so quanto siamo bravi nel farlo, so che l'esperimento è quello. No, mi sembra che l'esperimento sia riuscito, a dire il vero. Ecco, parliamo un po', allarghiamoci un po'. Nel futuro delle vostre attività voi cosa vedete a questo punto? Noi continuiamo a vedere bambini e ragazzi. Stiamo anche lavorando, per esempio sul progetto Crescere in Calabria, lavoriamo con ragazzi più grandi, lavoriamo anche con ragazzi in messa alla prova. C'è un'azione di progetto che si chiama The Leader in Me, che segue ragazzi che hanno percorsi col Tribunale dei Minori. Lavorando con loro ci siamo resi conto di dover allungare un po' la fascia di età. Cioè noi, sono tanti ragazzi che magari io incontro per strada, ragazzi che venivano da noi e hanno compiuti 18 anni, sono fuori dai nostri percorsi. Certo, perché ormai sono maggiorenni. E non sappiamo se lavorano, se non lavorano. E allora ci stiamo guardando avanti e stiamo cercando di capire che cosa possiamo fare in termini di offerta di tirocini, perché l'abbiamo fatto per i ragazzi messi alla prova, cogliere le opportunità attraverso le aziende del territorio, attraverso agenzie di formazione che si occupano di questo, tirocini professionalizzanti, il corso da bagnino, il corso da parrucchiere o da estetista o da meccanico, cioè dare una professione a chi ha lasciato la scuola, provare il reinserimento scolastico laddove c'è terreno per provarci, no? C'è una famiglia che in qualche modo collabora e l'abbiamo fatto, lo stiamo facendo in maniera molto destrutturata e quasi casuale. Ecco, questo forse è un intervento che dovremmo fare, cioè cominciare a ragionare sulla fascia 18-25,
i ragazzi che non hanno prospettive e che spesso non avendo prospettive, tu sai bene, Poi si perdono, certo. e tu sai bene in Calabria come ci si perde, Purtroppo no? sì. Quali sono le strade della perdizione soprattutto, Certamente. perché poi c'è l'amico che ha la bella moto, c'ha la bella macchina, gli chiedi come ha Ci si fatto. lascia ammaliare purtroppo. E allora là noi abbiamo, avendo le forze, perché non siamo Superman, ma quello è un settore in cui c'è bisogno di intervenire di più, perché sennò davvero ragazzi che abbiamo seguito poi diventano maggiorenni e li perdiamo. Già il fatto stesso che mi stai proponendo questa cosa mi sembra che me ne state interessando. Ecco, come risponde il territorio, per esempio, a una problematica simile? Guarda, il territorio noi, una delle, diciamo, delle direttrici che ci ispira, sia come punto luce, ma sia col progetto Scatti, anche con Crescere in Calabria, è la costruzione della comunità educante, che è una parola che, come la parola rete, no? Viene quasi la nausea a dirle queste parole perché sono parole abusate, sono parole sì. trite, ritrite, che solo a sentirle, a sentire la propria voce che le dice quasi è ridondante, però è quello che serve. Cioè serve di fare rete. E allora noi, per esempio, con le attività estive, ecco la dimostrazione della Croce Rossa, ogni mattina vengono qua. Adesso faranno loro un progetto con i nostri ragazzi sulla protezione. Ci sono altre associazioni sportive, associazioni che si occupano di disabilità. Vengono dei bambini autistici da noi, con i loro accompagnatori, con i loro operatori, perché abbiamo fatto rete con loro. Quindi loro magari non hanno la possibilità di organizzare un centro estivo, noi ce l'abbiamo, loro li portano. Fare rete con le istituzioni scolastiche è decisivo, perché sennò ogni intervento è monco. Quindi è molto importante questo aspetto. Senti, un vostro sogno a questo punto, ecco, che cosa pensate di poter fare? Ancora non ci siete riusciti, ma insomma è il vostro prossimo appuntamento di lavoro. Il nostro sogno è che ci sia in ogni comune del territorio un assessorato ai giovani, che ci sia ecco, un assessorato che È ancora sappia, un'utopia questo. che sappia intervenire sui servizi sociali, che sappia intervenire sulle attività con le scuole, che sappia intervenire sui bisogni, che sappia cogliere i bisogni e che sappia dialogare col terzo settore. Noi spesso ci sentiamo di sprecare risorse, no? Noi abbiamo tantissime schede anagrafiche di famiglie in difficoltà, no? Le abbiamo anche proposte. Non ce le chiede nessuno, abbiamo detto guardate che al di là dei dati sensibili, ovviamente io non ti posso raccontare la storia di quella mamma, no? Perché l'ho raccolta io e la tengo per me, ma ti posso dire dei bisogni di quella famiglia, no? Usami, cioè è prezioso il fatto che noi riusciamo, grazie a quello che facciamo per i loro figli, abbiamo la fortuna e il privilegio di avere una relazione di fiducia di certe famiglie che non rispondono neanche se chiama la scuola perché il figlio non va a scuola o se chiamano i servizi sociali perché hanno paura di queste telefonate. A noi ci rispondono, usateci. Noi entriamo con parliamo con le mamme, abbiamo due figure che si occupano solo della genitorialità, perché se no tutto quello che facciamo resta monco, no? I bambini con noi passano del tempo, ma non passano tutto il tempo. Certo. Quindi se il tempo che passano con noi, il tempo che passano a scuola e il tempo che passano in famiglia, se questo tempo viene coordinato con un'offerta educativa condivisa, per cui se noi lavoriamo sull'educazione all'uso consapevole dei new media, per esempio, no? E cerchiamo di fare laboratori facendo capire ai bambini quanto rischiano di entrare in patologia, da dipendenza da videogiochi, eccetera. Ma se poi il genitore a casa lo lascia col tablet tutta la notte e non glielo toglie, che serve quello che facciamo? Se la scuola non fa la stessa cosa, a che serve? Quindi cerchiamo di attivare questa sinergia e in parte ci stiamo riuscendo, soprattutto per esempio su questo, su educazione positiva, educazione all'uso delle nuove tecnologie, abbiamo attivato una rete genitoriale forte. Quello che vogliamo cominciare a fare da adesso in poi, e c'è stato proprio dato un surplus di finanziamento per questo, è di lavorare su una sorta di mutualità familiare, cioè di educazione tra pari, tra famiglie, cioè le famiglie più sensibili che hanno fatto con noi dei percorsi di formazione, col progetto Scatti per esempio, sulle nuove tecnologie, diventano a loro volta educatori di altre famiglie, di altri genitori come loro. Su questo abbiamo avuto proprio, è stata una cosa bella perché non l'avevamo neanche chiesta, ci è arrivata un'offerta dal finanziatore con i bambini di un addendum al progetto Scatti, proprio per quello che è successo, no?
Quindi ci danno dei soldi in più per fare queste cose, soprattutto perché queste cose stanno avendo successo. Ti hanno premiati. E stessa cosa Save the Children, che ha lanciato questa campagna Riscriviamo il futuro, proprio per gli spazi futuro, e anche là investendo più risorse, proprio perché l'emergenza Covid non è una cosa che è passata così. L'emergenza Covid sui bambini e sugli adolescenti Certo. è stato un colpo durissimo, no? Che ancora non percepiscono neanche loro bene, e forse neanche noi adulti percepiamo bene quello che è successo. Quindi c'è stato un investimento sia da parte con i bambini, sia da parte di Save the Children, perché si rendono conto che questo è il momento in cui tutta la forza che abbiamo va messa in campo. Angelo, sei stato straordinario, io non ho più tempo purtroppo, mi devo necessariamente fermare a questo punto, ma grazie davvero perché ci hai raccontato delle cose che credo possano essere utili a chi magari ci ascolta e chissà, magari vuole emulare quello che si fa qua a Scalea. In bocca al lupo, Angelo. Crepi, grazie a te.